Matteo Salvini sbarca da Agrigento, sale sul palchetto allestito a Porta di Ponte con passo spedito e in ritardo. La colpa? Sentite subito le parole del leader della Lega Nord. Il livello di strade che ci sono in Sicilia, dove ogni tanto nonostante i miliardi spesi cadono dei tralicci e isolano Catania da Palermo. Come dargli torto? Salvini si presenta con la felpa con sottoscritto Agrigento. Qua gli altri partiti si mettono tutti insieme, ne provano tutte. Noi siamo piccolini, siamo appena nati, ci hanno chiamato, ci hanno invitato. Ad Agrigento Matteo Salvini e il carroccio dell'ex Umberto Bossi hanno deciso di puntare su un cavallo puro sangue, Marco Marcolin, deputato nazionale della Lega. All'ingresso del salotto buono della città dei Templi il clima è di grande entusiasmo, applausi ed ovazioni, niente tensioni, niente lancio di uova come si temeva alla vigilia. Per la polizia una serata tranquilla, solo uno sparuto gruppo tra la platea esibisce cartelloni provocatori, ma Salvini non si scompone, anzi attacca. È che con 4 milioni di italiani disoccupati, con un ragazzo siciliano su 2 che è a casa, paghiamo questo razzismo. Razzismo è dare 300 euro al mese a un disabile. Nel suo breve comizio Salvini non poteva non toccare ad Agrigento, porta del Mediterraneo, il tema immigrazione. Ecco il suo pensiero. Ma il problema è che non possiamo accogliere 200.000 persone all'anno, ma né in Sicilia, né in Lazio, né in Lombardia. Il problema è identificare i profughi veri, che l'anno scorso sono stati più di 20.000. Questi vanno accolti con tutti gli onori e tutta la dignità. Gli altri 150.000 che sono clandestini non possono stare né in Sicilia né in Veneto. E infine, prima di essere sommerso dalla folla per le foto e per gli abbracci, il segretario nazionale della Lega si congeda da Agrigento con una battuta. Se il 31 maggio finisce in una certa maniera, alludendo al successo di Marcolin, Angelino Alfano dovrà cercarsi un altro lavoro, che sicuramente non sarà quello di ministro. La Lega è pronta ad espugnare la Sicilia partendo da Agrigento, la città di Alfano? Dipende dai cittadini. In democrazia scelgono i cittadini, noi siamo pronti. E una piazza come questa lo dimostra. Matteo. Salvini, la Lega è pronta ad espugnare la Sicilia partendo da Agrigento, la città di Alfano? Dipende dai cittadini. In democrazia scelgono i cittadini, noi siamo pronti. E una piazza come questa lo dimostra. Italiano e garantire fino a 1000, fino a che il signor Renzi non ci dirà dove, come, quando restituisce questi miliardi di euro a 6 milioni di pensionati italiani, noi non molleremo. Così come noi non ci arrenderemo nei confronti di una tassa che sta massacrando un settore importante in Sicilia ma in tutta Italia. Com'è possibile inventarsi l'IMU sui terreni agricoli che sta massacrando? Mi hanno chiamato oggi i pescatori di Palermo, che cercherò di incontrare il prima possibile, perché le normative europee stanno distruggendo un'economia e una tradizione che va... Matteo! Attenzione signora! Occhio ai cavi! È un grande!